La vendetta è un piatto che va servito freddo come è stato ieri il nostro Gianluca Lapadula, il capocannoniere della Serie B, miglior giocatore della Serie B. Partiamo tesi, c'è tensione, lo stadio è pieno. Fatto sta che l'Ovumbo ha subito avrà un'occasione della partita dove impegna il portiere del Venezia e poi la sblocca lui, ragazzi. Gianluca Lapadula, ogni pallone che tocca la butta dentro. Cross in Nandez, salta in mezzo a due uomini, gol, vantaggio nostro e ci scrolliamo di dosso un po' di tensione. Fatto sta che dopo 4 minuti scivola a Carboni, Lapadula da solo davanti al portiere, tiro a incrociare, palla finipalo 2-0, ragazzi. Si spianano l'autostrada e il Cagliari gioca un grandissimo primo tempo. Giochiamo benissimo, ragazzi. Corriamo, pressiamo, recuperiamo palla, corriamo meglio del Venezia. Primo tempo finisce 2-0, nel secondo tempo ci abbassiamo troppo, complice il fatto che forse Ranieri toglie Mancuso per preservarlo e prendiamo il gol del 2-1. Prendiamo il gol del 2-1, continuiamo a soffrire, facciamo una partita di enorme sofferenza, forse ragazzi non si può soffrire così in una partita del genere, ma l'importante è che la portiamo a casa. La portiamo a casa e giocheremo martedì contro il Parma, una semifinale difficilissima, che per me ragazzi il Parma è la squadra da battere. Il Parma ci ha dimostrato quando abbiamo giocato al Tardini come abbia ampi cambi importanti e il Parma di Gigi Buffon sarà la sfida difficilissima. Giocheremo la prima partita in casa proprio con Gigi Buffon. Ragazzi, Buffon è sempre stato un mio grande idolo, ma caro Gigi, in finale ci dobbiamo andare noi. Ragazzi, servirà testa, servirà cuore, servirà coraggio, servirà grinta. Il sogno continua.